A me non piace inaugurare. Eccoci qua, il sindaco risponde, l'appuntamento al martedì sera 19:30, 20 e 25, tutti i martedì il sindaco risponde. Ricordo, avremo ancora 2 puntate di questa trasmissione perché poi c'è la par condicio per via del referendum delle elezioni amministrative, quindi non potremo più andare in onda con il sindaco risponde, però avremo ancora 2 puntate oltre a questa per fare delle domande al sindaco. In questa serata c'è il vice sindaco che sicuramente è a vostra disposizione. E abbiamo già la prima telefonata, sentiamo che abbiamo Nina. Pronto, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Buonasera direttore, sono Michele, la chiamo da Mortise. Prego signor Michele. Senta, ne approfitto perché c'è il dottor Micalizzi che conosce molto bene la situazione di via Domenico 40 in riferimento alla mancanza di barriere fonoassorbenti. È circa un ventennio che andiamo di corrispondenze dalla procura ad oggi, dove non abbiamo visto ancora queste barriere, nonostante numerosi solleciti anche a Veneto Strade a cui compete parte dell'opera. Ricordo anche al dottor Micalizzi che dovrebbe spiegarsi agli abitanti di via 40 come mai il lato opposto di via 40 alle barriere e il lato di via 40 che è bombardato dai rumori sovrastanti al viadotto, oltre strade e autostrade, non ha ancora le barriere fonoassorbenti. Gli altri enti di Stato, e alludo a Ferrovie Stato, Michele, la domanda però Michele hanno fatto tutte le barriere, perché lei sa che in quella zona lì è chiamata il triangolo della morte. Regia, grazie. Autostrada, strada. Mi guardate un po', chiedo a Michele e anche l'autostrada Michele e Ferrovie dello Stato. Michele, signor Michele, ad oggi stiamo aspettando ancora le analisi econometriche per sapere la rumorosità. Signor Michele, mi segue? Signor Michele, mi segue? Ecco, credo che lei abbia già telefonato per questa tematica anche l'ultima puntata, credo, e le chiedo però gentilmente, va bene chiedere ovviamente, però se è più breve, più sintetico, perché abbiamo altre persone e molte cose da chiedere al vice sindaco, quindi se fa direttamente la domanda mi farebbe una cortesia, grazie. Vorremmo avere un incontro per chiarire la situazione ad oggi. Perfetto, le risponde subito il vice sindaco Micalizzi. Volentierissimo, volentieri, vengo anche là sul posto, conosco molto bene la zona, anche il cittadino, il telespettatore ha inquadrato bene il tema, cioè alcuni enti hanno protetto la zona, altri no, non sono zone di competenza comunali, ma volentieri mi rispendo su questa questione, disponibilissimo ad un incontro. Ecco, il telefono eventualmente poi il vice sindaco qui, ce l'ha. Sì, oppure esatto. E poi vi mettete d'accordo. C'è un'altra telefonata, pronto, buonasera, che abbiamo in linea da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Nadia e parlo da Padova e buonasera al dottor Micalizzi. No, mi dica che zona, signor Nadia, lasciatemi inquadrato a me, grazie. Che zona di Padova? Madonna Pellegrina. Allora lei ha già chiamato anche lei, del quartiere. Signora Nadia, lei ha già telefonato anche la settimana scorsa, giusto? No. Allora chiedo anche a lei, come a tutti i telespettatori, di essere allora, sintetici. La lamentela che io faccio verso il comune è il poco trasparenza quando si chiede qualcosa. Un appuntamento, a parte il Covid che ci si può vedere qua a mascherina, si è sempre potuto andare a fare la spesa, e mi pare che Palazzo Moroni sia stato un po', secondo il mio parere, un po' nemico. Mi riquadrate un attimo, signora Nadia, le chiedo scusa se la interrompo e non vorrei passare per maleducato. Lei ha già chiamato per questa tematica. No. La settimana, vabbè, non importa. Con la legge 241 della trasparenza, quando si chiede qualcosa in comune e non hai risposta, noi non abbiamo i soldi per l'avvocato. Perché allora il palazzo non risponde
corrisponde non rispetta la legge. Per sapere cosa c'è col popolo e cosa subiamo, magari da qualche volta anche dai vostri dipendenti. Perfetto. Signora Nadia si fermi. Signora Nadia, non la faccio parlare. Signora Nadia, non vorrei passare per maleducato. Le ripeto, signora Nadia, io do lo spazio a questa trasmissione con il sindaco e il vice sindaco questa sera. La domanda deve essere secca o quantomeno rapida o sintetica, perché se lei raccontiamo, ricordo che questa tematica l'ha già affrontata, si chiamava Nadia anche quella signora, non so se è anonima o no, però la tematica è questa. Sindaco Michalizzi vuole rispondere? Ma io sono disponibile a qualsiasi incontro, insomma, quindi telefonando in segreteria presso la segreteria, insomma, di qualsiasi assessore, si trova su Padovanet tutti i riferimenti, sia quelli telefonici che quelli via mail, insomma, volentieri siamo a disposizione. Insomma. Messaggi, iniziamo col primo, Dennis. Buonasera signor Michalizzi, si può interessare per far asfaltare il marciapiede in via Loredan dal passo Carraio del civico numero 28 al numero 30? È dissestato e ci sono piccole buche e gli anziani quando appoggiano il bastone di sostegno per la camminata cadono a terra. Grazie per l'interessamento. E mi sono segnato questa segnalazione, è molto specifica, dal 28 al 30 sarà un tratto breve ma evidentemente molto dissestato, quindi non ce l'ho ora in mente, perdonatemi, ma me lo sono segnato, verifico la possibilità di sistemarlo. Secondo messaggio. Buonasera, ci sono progetti per l'area ex PP1? È un'area privata e è stata anche di recente nelle cronache per il fatto che la proprietà ha avanzato una proposta che vede un sviluppo urbanistico, come dire, verso l'altro, con delle torri, che è una soluzione per realizzare cubatura, però risparmiando suolo e lasciando molto suolo per servizi e verde, una proposta incentrata su studentato e residenza per anziani. Mi sembra molto interessante, anche perché metterebbe, come dire, la parola fine in un altro tassello importante che c'è vicino al centro, insomma, fra l'ex Boschetti, che sta diventando il giardino Tito Livio, tra Piazza De Gasperi risistemata, riqualificata, insomma tutta un'area tra la stazione e il centro che ha, come dire, alcune situazioni da completare, da tenere d'occhio. Insomma il PP1, insomma, se qui con il piano proposto dai privati si riesce ad arrivare a una soluzione velocemente, e la disponibilità dei privati qui è essenziale perché l'area è loro, sarebbe insomma un'ottima cosa per Padova. Questa è la prospettiva ad oggi, mi sembra molto buona. Terzo messaggio, Dennis. A proposito di sicurezza stradale, la circonvallazione est da molto si trova in condizioni precarie, buche pericolose a non finire, asfalto distrutto. A chi spetta l'assistenza? Grazie, Giovanni. Penso che Giovanni si riferisca alla tangenziale est. La tangenziale est è l'unico tratto che è di competenza del comune, tutto il resto è della società Veneto Strade, citata prima dal signore di Via 40. È un po' un'anomalia ed è il frutto di una, come dire, sistemazione e convenzione non andata a buon fine. Il comune è giusto che si occupi delle strade urbane, invece c'è rimasta quella sul collo. È una cosa che dovremmo sistemare con la viabilità dell'ospedale. Comunque ad oggi, come dire, spetta al comune. Con le risorse di cui parlavo prima, quelle che partono da dopo Pasqua, insomma, interverremo anche lì. Andiamo col quarto messaggio, Dennis. È vero che il distributore di via Aspetti diventerà parcheggio, ma gratuito o a pagamento?
Sì, sono iniziati oggi i lavori di sistemazione, anzi ieri è partito il cantiere. È un altro bel traguardo di cui sono molto contento, è il quarto area ex distributore che risistemiamo in città, il secondo all'Arcella in via Tiziano Aspetti, uno era vicino Lastra, questo è invece all'angolo con, oddio ho un lapsus sulla via, dove c'è, vabbè lo dico, la valigeria Bertipaglia, lì di fianco, insomma vabbè, e comunque era un'area ex distributore, il distributore non c'è più, è rimasto abbandonato ormai da più di 15 anni e siamo riusciti in accordo con la proprietà ad acquistarla finalmente, 40.000 euro. I lavori che faremo cosa sono? Saranno di una sistemazione decorosa dell'area, quindi anche con delle aiuole, degli alberi, e ricaveremo anche qualche parcheggio, sono una dozzina di posti auto, ma insomma sarà una sistemazione anche con molto verde e superficie Quella a drenante. Pontecorvo, quando sarà pronta la rotonda nuova lì invece? La rotatoria abbiamo, non mi ricordo se 6 o 4 mesi di lavoro, perché sono due le rotatorie, una su via Manzoni che adesso stiamo impostando e tra poco entrerà in funzione in modo, come dire, sperimentale con New Jersey, quindi già vedremo, come dire, circolare le auto in modo diverso. E poi si realizzerà anche l'altra rotatoria, quella vicino tra la chiesa e la porta, quindi Perfetto. tutto quell'asse. Tutto quell'asse lì. Allora c'è una telefonata, sentiamo, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Io sono Borgato, chiamo da Padova. Che zona? La zona San Giovanni. Prego. Pronto? Prego, prego. Ecco, volevo segnalare due cose. Una è la situazione dello stadio Euganeo, che dopo le partite è un immondezzaio e io e alcuni amici camminando dobbiamo per forza raccattare le bottigliette di birra, i bicchieri di plastica e mettere con dei cestini che abbiamo noi realizzato con dei sacchetti vuoti di plastica e appenderli ai lampioni, che non è bello perché quella lì è una zona poi tra l'altro è un biglietto da visita per chi viene a vedere la partita. Poi un'altra cosa, nell'area di parcheggio sempre Euganea Sud, lì è veramente un immondezzaio. Lì nessuno passa, vanno a camparsi, che ne so io, la gente con il rot, di notte bivaccano, buttano per terra di tutto, dalle bracciole a pezzi di pane, a patatine, è una cosa veramente incredibile. Questo per quanto riguarda, adesso le parlo per la mia zona, io abito dietro la chiesa di San Giuseppe, alla confluenza di via Peschiera con via Contatone a Montanara, bisognerebbe invertire gli stop, perché la gente che arriva da via Peschiera deve fermarsi e ovviamente lo stop è molto arretrato, per cui esce e viene cecchinato quasi sempre. Cosa vuol dire invertire gli stop? Frenate improvvise. Io direi di mettere, di dare invece che la precedenza quelli che vengono, di mettere lo stop dalla parte di via Contatone e Montanara, capito, cambiare lo stop e lasciare libero quelli che vengono da via Peschiera. Grazie, adesso le risponderà a tutti e tre i quesiti che lei ha posto. Allora, andiamo con ordine. Lo stadio Euganeo, i tifosi ovviamente terminata la partita gettano ovviamente anche i ragazzi la curva, le bottigliette, la birra, ed ecco, si può fare qualcosa. Vice Sindaco Michalizzi, in merito? Niente, bisogna pulire di più, perché... Da far pulire subito dopo la partita praticamente, no? Magari qualche messaggio in più di buona educazione non guasterebbe, insomma, perché buttare per terra la bottiglietta o quant'altro, insomma, è sicuramente comportamento incivile, però aggiungo, visto che sei una cosa, io praticamente non vado perché faccio le trasmissioni, però c'è una cosa, se non so se è di competenza sua, del parcheggio dello stadio Euganeo, dal parcheggio, quando uno parcheggia la macchina dove praticamente ci sono le coperture per l'energia, per andare allo stadio fanno tutti un pezzettino di strada a piedi da quel lato della strada e non c'è un marciapiede, lì si può fare proprio nulla perché è anche pericoloso andare ovviamente allo stadio in quel pezzettino lì, e ho visto qualche volta qualche macchina appunto... È quella che arriva poi al sottopasso, vero?
No, le dico, dal parcheggio, lei appena arriva dal sottopasso, c'è il parcheggio dove parcheggiano per andare allo stadio. Quelli che vanno dietro la curva non hanno problemi perché vanno dalla parte del parcheggio, quindi sono incolumi dalla strada, mentre quelli che vanno nella tribuna centrale devono fare quella passeggiata che va dal parcheggio alla semicurva fino alla biglietteria che abbiamo, dove ci sono il parcheggio dei giornalisti, degli assessori, e lì la strada non ha un marciapiede, oppure ce l'ha dall'altra parte della careggiata. Lì si può fare qualcosa oppure è difficile? No, in effetti è vero, lì si è persi quando si arriva lì se sei a piedi. E adesso abbiamo un contenitore di segnaletica e un po' di infrastrutture di protezione biciclette e pedoni. Quella è una zona dove bisogna lavorare, ha ragione. Ecco, poi la seconda domanda, dove c'erano le immondizie, le bracciole dentro le patatine? Ecco, vabbè, là bisogna segnalare i vigili, mentre per quanto riguarda la pulizia, insomma, o dobbiamo pulire di più perché è una zona dove insomma c'è molta frequentazione, oppure bisognerebbe anche verificare quanti cestini ci sono, perché alle volte insomma anche offrire la possibilità di buttare via una cosa, insomma, se uno ha una bottiglietta di plastica in mano, io viva Dio me la tengo finché non arrivo in macchina, però ma non tutti sono... penso tanti di noi, ma anche pochi, come dire, in mezzo a una folla combinano un disastro. Ma questa è la zona dove mettono le bracciole di sì, poi là bisogna mandare i vigili a vedere cosa succede. Zingari, detto, non era vicino allo stadio Ugano, credo era un po' più distante. Sì, là bisogna che mandiamo i vigili, mentre bisogna verificare col settore mobilità l'organizzazione delle precedenze su via Peschiera. Ecco, quello di invertire lo stop, molto probabilmente, che reputa più pericoloso. Esatto, adesso a memoria non ho la risposta. In generale, non parlo del caso specifico, però ci sono davvero degli stop che sono incomprensibili, dove dovrebbero, che non essendo strade principali, ma avendo molte viuzze, hanno delle precedenze un po' paradossali, bisognerebbe delle volte verificarli di più, ovviamente da chi ci abita, magari comunicarli ovviamente a chi di dovere. E volevo chiedere, prima di leggere i messaggi, comincio a vedere piste ciclabili delimitate con rosse, belle, visibili, ed è una bella cosa questa, almeno siccome non sono in grande garanzia di sicurezza, diciamolo, perché la città non lo può sopportare una grande garanzia di sicurezza, cioè che siano proprio riparate ai massimi livelli, però questo fa sì che chi corre in bicicletta e chi va in automobile veda uno e veda l'altro e dia leggermente un po' più sicurezza. Sì, spieghiamola bene questa cosa, perché diciamo, siamo di fronte a una norma di codice della strada nuova e che quindi vedo che molti automobilisti o anche ciclisti non leggono bene quella, perché è nuova, insomma, perché si tratta di una... Siamo di fronte non delle piste ciclabili, ma delle corsie ciclabili. Il codice della strada le differenzia ed è da un annetto che le abbiamo a disposizione. Praticamente sono delle fasce... Magari comunicarle di più alla gente. Noi lo facciamo, però non tutti leggono il giornale, guardano la TV, insomma, quindi io in ogni occasione lo dico, in modo tale da raggiungere sempre più persone. Ma di cosa stiamo parlando? Le corsie ciclabili, a differenza della pista ciclabile, in cosa si differenziano? La pista ciclabile è in sede propria, quello è uno spazio che è della bicicletta o della bicicletta al pedone, punto. E infatti lo si intuisce perché da codice della strada c'è la parte delle macchine, la striscia bianca gialla, che il giallo determina la fine della corsia per le auto, e poi c'è la ciclabile. Queste corsie ciclabili invece sono uno spazio che sta all'interno della corsia dove ci stanno anche le automobili. Non c'è striscia gialla, non è uno spazio esclusivo delle biciclette, ma il codice della strada ti consente di fare quel segno, quella fascia rossa o un tratteggiato bianco che serve a dire: ok, se non hai lo spazio per fare una pista ciclabile in questa strada, perché è una strada molto stretta, magari c'è già un marciapiede, c'è un'alberatura, non si può intervenire, insomma, allora il codice della strada oggi ti dà la possibilità di segnare un tratto a lato che serve a indicare all'automobilista: attenzione, prudenza, quello è uno spazio condiviso dove le biciclette possono, come dire, possono circolare, e quindi fai attenzione. Un segnale di prudenza in più che però non offre uno spazio esclusivo. È una garanzia per il ciclista, oppure, come me l'ha spiegato, forse l'ho capito male io, vuol dire che anche le automobili possono andarci? Esatto.
Esatto, e rispetto ad una strada dove, non potendo fare una pista ciclabile perché le dimensioni della strada non te lo consentono, le dimensioni dello spazio della carreggiata non te lo consentono, piuttosto che niente, dice il codice della strada, segnami all'interno della corsia uno spazio di attenzione. Quindi questo, le interrompo, Vice Sindaco, questo lo farete in tutte le piste di Padova, io l'ho visto in via Gattamelata, mi sembra, in quelle zone lì, sì. Poi in tante altre non l'ho visto, ho visto solo quella zona lì. E adesso ci stiamo andando dentro, in questo mese e mezzo abbiamo fatto oltre 8 chilometri no, di più, oltre una quindicina di chilometri, e in strade come quelle di facile lettura, perché comunque avevamo già una strada che era abbastanza comoda per le auto, anche in via Falloppio per esempio, i ciclisti l'hanno molto apprezzata, l'altra volta che ero qui qualche telespettatore l'ha fatto notare. Quando hai la carreggiata larga ma non abbastanza larga per poter fare una ciclabile, dare un segno di attenzione serve a delimitare meglio la zona. Alcuni incidenti stradali che sono avvenuti in queste ultime settimane, anche mortali, non capita spesso, ne abbiamo avuto 2 in una giornata sola, ci hanno interrogato sul fatto che noi dobbiamo concepire le nostre strade perché almeno nello spazio urbano si vada più piano e dare, come dire, un effetto di restringimento. È vero che noi tutti siamo presi dalla frenesia dei nostri impegni e quindi in strada alle volte si corre, ma andare piano in ambiente urbano è il primo elemento di sicurezza nella strada e quindi è così che dobbiamo organizzare le nostre strade, andando piano in auto e offrendo Perfetto. più spazi per i deboli. È stato chiaro, lei vuole essere proprio pignolo nella spiegazione, fa bene. Ricordo i numeri per interagire con noi: 049 80 777 53, chiamate 345 334 1171, messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com per l'email durante la settimana. Siamo sulla piattaforma di Facebook, nella pagina di Reporter, potete mandare messaggi anche lì. Siamo in rigorosa diretta, andiamo in pubblicità, a tra poco.